E apriamo ora la pagina di sport. Treviso torna dalla trasferta di Lecco con 3 importantissimi punti. Finisce 2-0 per gli uomini di Zanin, ora soli 2 punti dalla testa al servizio di Nicola Brillo. Bottino pieno per l'11 di mister Zanin dalla trasferta di Lecco. Il Treviso vince 2-0 e si porta così a soli 2 punti dalla prima in classifica il San Marino e a 1 punto dalla coppia Cuneo-Casale. Parte a razzo il Lecco che già al primo minuto si presenta con Rebecchi davanti a Campironi che è bravo a respingere. Al sesto perna dalla distanza ma Aprea para. Poi 2 azioni del Lecco, la prima di Fabbro ma la palla finisce alta. Poi il triangolo Rebecchi-Fabbro sinistro fuori di poco. Al 34esimo il gol del vantaggio biancoceleste. Maracchi inventa un assist per Perna che solo davanti il portiere non sbaglia. Ancora Treviso protagonista 2 minuti dopo con il sinistro di Paoli dalla distanza, ma para ancora il portiere. Pericolo in area biancoceleste dell'ex Merli Sala che trova la deviazione in mischia, ma il tiro è debole, facile preda di Campironi. L'ultima azione del primo tempo al 43esimo e con il tiro di Perna da fuori, Aprea respinge, ma Gallon non ci arriva. Nel secondo tempo parte meglio il Lecco con un'incursione di Temelin, bravo Campironi, a deviare in angolo. 4 minuti dopo ci prova Torromino su punizione, ma la palla finisce a lato di poco. Poi un'indecisione in area biancoceleste poteva costare cara, ma la palla finisce in angolo. Ci prova Panarelli su punizione, ma il tiro è centrale. Al 75esimo il gol del raddoppio Perna per Torromino, stop, dribbling e gol per il bomber calabrese che corona così una buona prestazione. Poi il Lecco si fa vedere con D'Amico e Temelin. Ancora Treviso nel finale con Malacarne che sbaglia da pochi metri. All'87esimo ancora Malacarne, ma un miracolo di Aprea gli nega la gioia del gol. Oggi i ragazzi sono stati veramente eccezionali, volevamo i 3 punti, sapevamo che dovevamo soffrire tutti assieme in certi frangenti, ma sapevamo che potevamo colpire come si è verificato in diverse situazioni. Poi partita comunque penso meritatamente vinta.